Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Offensiva antimafia nel Siracusano, 12 arresti, c'è anche l'ex deputato regionale Sorbello. L'organizzazione seminava il terrore soprattutto tra gli imprenditori agricoli. Svolta nello scandalo sulla pseudo-università italo-bosniaca con laureati non riconosciuti. Aperta un'indagine dalla Procura di Palermo. Una donna di Niscemi è morta per un blocco intestinale non diagnosticato per 2 volte al pronto soccorso di Caltagirone. I familiari hanno presentato denuncia per malasanità. Rospelligra, siamo interessati allo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese, ma il nostro business principale in Sicilia resta il calcio. Catania, 2500 nuovi alberi renderanno più verde l'ambiente della città, uno per ogni bimbo nato l'anno scorso. Armato di pala, lo vedete, il sindaco trentino ha piantato il primo. Negli Stati Uniti la monogamia perde il suo fascino e il poliamore spopola. Più partner contemporaneamente alla luce del sole e con il consenso di tutti. Sentiremo cosa ne pensano i siciliani. 12 anni fa ci lasciava Lucio Dalla, immutato il suo ricordo, bolognese, cantava "Sono siciliano", a Milo il suo rifugio accanto alla villa di Battiato. Calcio, Bellighera raddoppia dal centro sportivo fino agli impegni di oggi e del futuro per la squadra del Catania e non solo, il patrono rossazzurro rilancia in grande stile. Trovati, duro colpo al clan Nardo, costola dei Santa Paola Ercolano, che opera nella zona nord del Siracusano. 12 arresti, fra i quali anche l'ex deputato regionale Sorbello. L'organizzazione seminava il terrore, soprattutto tra gli imprenditori agricoli. Francesco Aloi. Estorsione, detenzione di armi e stupefacenti, scambio elettorale politico-mafioso sono solo alcune delle accuse contestate ai 12 arrestati, 10 finiti in carcere, esponenti del clan Nardo, costola dei Santa Paola Ercolano. Tra di loro c'è anche Pippo Sorbello, ex deputato regionale e candidato sindaco di Melilli alle scorse amministrative. Avrebbe ricevuto dei voti in cambio di denaro e in cambio della promessa di facilitare o comunque attivarsi per la scarcerazione del figlio di un affiliato. Gli indagati avrebbero estorto soldi e generi alimentari a diversi imprenditori agricoli o esercenti commerciali, ma secondo chi indaga li obbligavano anche a pagare un servizio di guardiania per i terreni agricoli, gli stessi dove doveva pascolare il bestiame degli associati al clan. Sempre nella zona nord della provincia, a seguito di un furto di un mezzo da lavoro o di un mezzo agricolo, poi pretendevano una somma di denaro per la restituzione. Chi si rivolgeva alle forze dell'ordine veniva chiamato e minacciato. Le telefonate partivano anche dal carcere. Uno degli affiliati minacciava le persone che avevano osato denunciare o che comunque si ribellavano. Nel corso delle indagini coordinate dalla Procura distrettuale antimafia di Catania, sequestrati 2 fucili, una pistola ed 11 kg di droga. Catania ha minacciato un minorenne costringendolo a pagare il pieno di benzina della sua auto. È successo, l'accusa, mossa dalla procura a un 24enne, vedete la scena, che è stato arrestato stamattina per estorsione aggravata. I fatti, che sono stati ripresi dalla telecamera, sono risalenti al 2 gennaio. Il distributore è all'angolo tra Viale della Libertà e via Pietro Mascagni a Catania. Svolta nell'indagine per truffa sull'università online italo-bosniaca, quella che ha dato titoli senza valore in Italia. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo. Marco Gullà. Un'inchiesta che si allarga a macchia d'olio, giorno dopo giorno. Il Bosnia Gate sull'università fantasma svelato dal quotidiano Repubblica ogni giorno viene arricchito da nuovi capitoli. Dopo le denunce di alcuni studenti dell'università Giammoneta alla Guardia di Finanza, la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo nei confronti dei vertici e dei legali rappresentanti dello pseudo Ateneo italo-bosniaco che sfornava laureati in medicina e professioni sanitarie non riconosciuti.
oggi. Diverse le ipotesi di reato. Sull'argomento il procuratore aggiunto Massimo Palmeri e il sostituto Vincenzo Amico mantengono il più stretto riservo. Gli inquirenti stanno esaminando le indicazioni offerte dai ragazzi. Nei prossimi giorni sono previste le audizioni di altre persone coinvolte nella vicenda e non si escludono già le prime perquisizioni. Nella rete della sedicente università mai autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca sono finiti giovani siciliani, campani, calabresi, toscani e lombardi, un circuito fantasma. Le lauree e i titoli di studio rilasciati agli studenti dell'Università di Gorazde sono privi di ogni valore e possibilità di riconoscimento. Il Ministero ha infatti detto di non aver mai autorizzato appunto questa università a operare in Italia e dunque i titoli rilasciati ai suoi studenti non hanno alcun valore né ai fini accademici né ai fini professionali. Tali titoli non sono riconosciuti né da altro ateneo né da altra autorità pubblica. Una donna di 56 anni di Niscemi è morta per un blocco intestinale non diagnosticato in tempo. Era stata rimandata a casa per 2 volte dal pronto soccorso di Caltagirone. I familiari hanno presentato denuncia. Lorena Dolci. Costretta a un'odissea da un ospedale all'altro tra dolori atroci. Sono le ultime ore di vita di una donna di Niscemi, Silvana Perticone, 56 anni, morta il 21 febbraio scorso all'ospedale di Vittoria nel Ragusano. Per ben 2 volte nell'arco di 24 ore tra lunedì e martedì 20 febbraio la donna viene accompagnata all'ospedale di Caltagirone. Lamenta forti dolori intestinali e vomito. Viene visitata dai medici che tutte e 2 le volte la rimandano a casa, dimessa con la prescrizione di una cura domiciliare. La cura però non ha alcun effetto, non è un semplice mal di pancia. La donna continua a vomitare e a stare male, così riprende il suo calvario. Prima viene portata al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria, viene nuovamente visitata. Questa volta i sanitari ritengono la situazione allarmante, la vogliono sottoporre ad una TAC, ma l'attrezzatura non funziona. L'ambulanza riparte verso l'ospedale di Ragusa. Solo a questo punto la TAC rivela la gravità della situazione. Nuova corsa indietro all'ospedale di Vittoria, dove Silvana viene operata d'urgenza all'intestino, ma ormai è tardi. La donna muore. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, convinti che un tempestivo ricovero avrebbe potuto salvarla. Chiedono di conoscere esattamente la causa del decesso e di fare chiarezza su un presunto caso di malasanità. Si è appena chiuso il bando per la vendita dello stabilimento ex Blutech di Termini Imerese. Sull'affare c'era anche l'interesse del presidente del Catania Pelligra. Lo ha confermato oggi. Ascoltiamolo. Sì, Termini Imerese è chiaramente, come abbiamo detto, un affare che potenzialmente può interessarci. Ci sono delle discussioni in corso. Chiaramente ci sono numerosi criteri che stiamo valutando con il mio team per decidere se, mettere il punto esclamativo riguardo queste acquisizioni, non solo in Sicilia ma anche fuori dall'Italia. Tuttavia ci tengo a rimarcare, a sottolineare che si tratta di investimenti separati. Ciò che facciamo in campo calcistico è sicuramente una priorità. Vedremo come gruppo cosa fa, però ripeto, il calcio è la cosa più importante per noi, è separato rispetto al resto. Finisce l'era del precariato in Sicilia anche per i 1400 ex contrattisti impiegati nei comuni in dissesto o predissesto. Una norma inserita nel milleproroghe nazionale permette la loro stabilizzazione entro l'anno. Manlio Viola. Si apre uno spiraglio di stabilizzazione per 1429 precari delle amministrazioni pubbliche siciliane che dal 2018 temono di veder vanificati 25 anni di lavoro e hanno vissuto momenti durante i quali a rischio c'è stato persino il loro stesso lavoro, pur precario. Si tratta dei precari sfortunati rispetto a tanti colleghi perché assegnati negli anni a comuni che si sono poi trovati in condizioni di dissesto o predissesto o in piano di rientro del debito con il conseguente blocco delle assunzioni. Una norma inserita nel decreto milleproroghe potrebbe adesso mettere la parola fine al loro precariato. Sono nel complesso questi 1429 persone che potranno essere interessate nei percorsi di stabilizzazione. Nel dettaglio 300 operano all'interno dei comuni in fase di riequilibrio, 612 in comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario, mentre ulteriori 517 sono utilizzati in virtù della legge regionale 5 del 2014 in enti controllati. La norma permette di applicare anche a loro quanto previsto per i colleghi degli altri comuni e delle altre amministrazioni pubbliche che vanno dalle ASP alle aziende
aziende partecipate dai tribunali fino alle amministrazioni regionale. Per circa 1.200 di questi 1.429 il 31 dicembre si erano conclusi gli ultimi contratti e una trentina di comuni non avevano potuto né procedere alla stabilizzazione né rinnovare l'impiego precario. Per tutti è scattata adesso la possibilità di una proroga per tutto il 2024 e viene autorizzato il percorso di stabilizzazione in deroga ai vincoli finanziari da completare entro lo stesso anno, al 31 dicembre di quest'anno dunque. I prossimi passaggi dipendono adesso dalle singole amministrazioni. Parte il piano di razionamento dell'acqua in 160 comuni siciliani. La Regione ha disposto i risparmi in vista di un'estate che si annuncia difficile. Infatti le piogge degli ultimi giorni non hanno aiutato la raccolta idrica. Manlio Viola. Primavera ed estate sono ancora lontane, ma la crisi idrica è già arrivata e con essa il razionamento delle risorse. Insomma, ricompare dopo anni lo spettro dell'acqua a giorni alterni nelle case siciliane. Per evitare che la crisi arrivi all'estremo, la Regione, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza per siccità severa, ha avviato il piano di razionamento. Il primo provvedimento riguarda 4 province della Sicilia e 160 comuni, ovvero Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. La pressione di distribuzione dell'acqua è stata ridotta. Al momento l'unico effetto che l'utente finale può notare è proprio un minor flusso, ma questo consente i primi risparmi. Un piano che però ha anche un rovescio della medaglia. La diminuzione della pressione mette a rischio la tenuta degli acquedotti, che sono vecchi e spesso vengono tenuti insieme proprio dalla pressione dell'acqua. Insomma, i guasti e le perdite sono dietro l'angolo. Soluzioni non se ne vedono all'orizzonte. La raccolta langue. Il lago di Lentini conta solo 49 milioni di metri cubi d'acqua contro 100 di capacità, così come 29 fra Enna e Catania, solo 12 alla diga Rosa Marina, 22 nell'invaso del Poma. Le piogge negli ultimi giorni non hanno aiutato, troppo intense, tanto da far traboccare gli invasi del Trapanese buttando via l'acqua. Nel complesso la pioggia del 23-24 è stata del 22% inferiore all'anno precedente. Almeno 160 dunque dei 391 comuni siciliani sembrano avviarsi verso un'estate di disagi. Via libera definitiva alla riforma delle norme dell'Unione Europea che tutelano i prodotti agricoli di qualità. Dalle arance rosse ai pomodorini, molti di questi sono siciliani. Luca Ciliberti. Il parmigiano reggiano, il prosecco, ma anche l'arancia rossa, l'olio extravergine di Sicilia e i pomodorini del sud-est dell'isola. Esiste un mercato alternativo di prodotti contraffatti spacciati per made in Italy, il cui giro di affari è stimato per circa 60 miliardi di dollari. Una truffa che colpisce direttamente i produttori. Così il Parlamento europeo ha adottato un nuovo regolamento che contiene misure per proteggere le indicazioni geografiche con azioni amministrative e giudiziarie anche online tramite chiusura e geoblocking dei siti commerciali fraudolenti. C'è un sistema in sostanza che blocca i siti internet quando ci sono dei prodotti IG che vengono messi sui domini internet ma che sono copiati. Le fake news delle WGP non esisteranno più, almeno nei confini dell'Unione Europea. Il regolamento consentirà ai produttori delle indicazioni geografiche di prevenire o contrastare eventuali misure o pratiche commerciali pregiudizievoli con il conseguente abbassamento dei prezzi. Un testo unico sulla qualità europea, quindi un importante provvedimento che mette assieme tutto il sistema delle regole per i prodotti certificati. DOP, IGP ed STG. Le novità che introduce il regolamento sono tante. Innanzitutto più forza ai consorzi di tutela, quindi più capacità di essere sul mercato, di tutelare meglio i prodotti. Abbiamo eliminato alcune storture come il Prošek o l'aceto balsamico sloveno. Per avere una idea dei numeri che genera il marchio IG, basti pensare che con le sue 3.500 voci produce quasi 80 miliardi di euro di fatturato. I prodotti recanti un'indicazione geografica hanno spesso un valore di vendita pari a circa il doppio di quello di prodotti simili senza certificazione. Andiamo a Catania, 2.500 alberi nuovi, uno per ogni bimbo nato nel 2023. È il progetto Catania Respira, che è stato presentato oggi dal sindaco trentino che, armato di pala, pianta il primo, lo vedrete. Desiree Ferlito. 2.500 nuovi alberi a Catania, uno per ogni bimbo nato nel 2023, 2.500 nuove vite è il progetto Catania Respira. Il desiderio di immaginare che per ogni bambino che nasce anche un'altra vita che lo accompagnerà, che è quello di questo albero, ma cosa ancora più importante, dobbiamo dare un seguito. Quindi nel progetto abbiamo previsto per una parte che per i prossimi 2 anni vengano curati, ma soprattutto abbiamo lanciato l'idea insieme a Confcommercio, insieme a Confesercenti, alle associazioni ambientaliste, alla Consulta del Verde, che ognuno si prenda cura
cura di un pezzo della città, quindi di un albero, simbolicamente che ogni esercizio adotti un albero. Tieni pulito l'uscio della tua casa e tutto sarà sempre pulito. Così oggi il sindaco della città etnea alla presentazione dell'iniziativa, che prevede anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali della città, che si prenderanno cura dei nuovi alberi piantati. Trantino ha ribadito l'importanza di trasformarsi, di essere tutti parte di un progetto che renderà la nostra città meravigliosa. L'iniziativa è in linea con l'approccio della Green City, attraverso la rigenerazione dei sistemi urbani con particolare riferimento alle infrastrutture verdi multifunzionali e alla biodiversità. Catania Respira, già nella fase realizzativa, pone particolare attenzione alle periferie. La città è tutta, la città è quella vissuta dai residenti, da chi viene a lavorare, è tutta, e quindi simbolicamente sì, veniamo in periferia perché è sicuramente la parte di territorio più che si sente più abbandonata, ma l'attenzione è massima dappertutto. 500 alberi verranno piantati grazie all'utilizzo dei fondi PON in Corso Indipendenza, Viale Mario Pisardi, oltre che in via Plebiscito e via Androne. Più di 45 ettari di arbusti e alberi di forestazione e riforestazione verranno invece piantumati tra il Boschetto della Playa e Librino, grazie ai fondi del PNRR. Negli Stati Uniti la monogamia perde fascino e il poliamore spopola più partner contemporaneamente alla luce del sole e con il consenso di tutti. Sentiamo le opinioni dei siciliani. Desiree Ferrito ancora con noi. Allora, tu mi devi dire con estrema franchezza se questa crisi dipende da noi due oppure se c'è una terza persona che si è intromessa. Tu me lo devi dire guardandomi negli occhi, fissandomi negli occhi. Ma vai là dritto! Fissandomi negli occhi. La monogamia... Un grande artista non muore mai. Oggi sono 12 anni senza Lucio Dalla, ma il suo ricordo resta vivo anche nei cuori dei siciliani. Il cantautore bolognese adorava la nostra regione e vi si rifugiava appena poteva. Tonino De Mana. Per gli amanti della musica leggera, 50 anni di carriera sono rappresentati da una eredità di canzoni che sfidano il trascorrere del tempo e a volte lo fermano. Quanti che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande. E il Belvedere a Milo, città del vino e della musica, è simbolicamente la sua piazza grande. Lui che dalla vivace e caotica Bologna si rifugiava sulle pendici dell'Etna a godersi un doppio spettacolo, l'azzurro dello Ionio e il rosso della lava. L'amico Franco Battiato non era molto distante, erano vicini di casa, e che casa? Una villa con letto panoramico che si spostava per non perdere di vista il vulcano. Vulcani di idee, osservatori attenti e scrupolosi, sguardi curiosi, lucidi, parolieri che hanno incantato ed estasiato milioni di persone. Oggi Dalla e Battiato sono sempre vicini, ma quella piazza a Milo non è più la stessa, sembra più piccola e soprattutto più vuota. E per riempirla ed alimentare ricordi e nostalgia sono state piazzate 2 strutture in bronzo ad altezza d'uomo che li ritraggono vicini e universali. Poco più sotto c'è il bosco, Attenti al lupo, scritta dal suo amico Ron, nasce proprio a Milo per poi arrivare in ogni angolo del mondo, una sconfinata eredità che nessun testamento può dividere. Con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenti al lupo. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio e i progetti per il club rossazzurro del presidente del Catania. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, dal centro sportivo fino agli investimenti del presente e del futuro per la squadra e non solo. Oggi ha parlato in conferenza stampa il presidente del Catania, Pelligra. Marco Carli. La settimana delle parole in casa Catania, dopo il vicepresidente Grella e un'indispensabile vittoria con Rimini, ecco l'atteso turno del presidente Pelligra. Tanti temi sul tavolo, per esempio il centro sportivo, ci vorrà del tempo, l'idea è sempre quella di una struttura nuova, ma intanto c'è il Massimino insieme al Cibalino. Noi al momento guardiamo assolutamente il bicchiere mezzo pieno, ovvero utilizziamo le strutture che sono a nostra disposizione nel breve termine, però assolutamente nel lungo termine vogliamo fare sì che un centro sportivo venga consegnato alla squadra, alla società della città. Ci saranno 2 nuovi ingressi nel CDA societario.
I'm not going to reveal today who those non andrò a rivelare chi chi sono questi due membri che si aggiungeranno al Consiglio di amministrazione oggi. Tuttavia quello che posso anticiparvi è che si tratta di persone che hanno esperienza concreta in ambito calcistico, persone che non sono in grado semplicemente di, come diciamo a Catania, calare la testa, abbassare la testa, ma saranno in grado di effettuare, darci feedback. Per quanto riguarda le sinergie con i club esteri acquisiti da poco, Pelligra ribadisce che i percorsi sono autonomi e poi parla ancora degli investimenti sulla squadra. This year has been a year where we've introduced. Io non ho investito solo per questa stagione, ma ripeto, ho investito per il futuro e per risultati che vanno oltre questa stagione. Chiaramente i risultati non sono stati sempre ideali quest'anno, ma pensando ad accadimenti come quello di mercoledì, quando abbiamo vinto quella straordinaria partita contro il Rimini con una squadra sicuramente molto forte, ci fa essere ottimisti per il futuro. Vigilia di campionato per il Palermo che domani giocherà al Rigamonti contro il Brescia. A centrocampo potrebbe rifiatare Gomez, partita decisiva per il rosanero. Marco Gullà. È probabilmente l'ultima chiamata per provare a salire sul treno delle grandi. Il Palermo, dopo la sconfitta interna con la Ternana, lavora agli ultimi dettagli in vista della trasferta di domani a Brescia. Una partita che può dire tanto, anche perché il Palermo deve dare delle risposte dopo aver sciupato ghiotte occasioni per avvicinarsi al secondo posto. E allora la sfida di domani è un nuovo crocevia per i siciliani. L'ultima gara del miniciclo di partite ravvicinate impone riflessioni sulla formazione da schierare. Eugenio Corini valuta qualche cambio rispetto al match con la Ternana, ma non dovrebbero esserci rivoluzioni. Il tecnico ha l'organico quasi al completo, quindi può scegliere in libertà il miglior 11. A centrocampo potrebbe rifiatare Gomez e giocare Koulibaly. Segre e Ranocchia in questo momento devono giocare. In attacco dovrebbe tornare dal primo minuto Di Francesco, poi conferma per Di Mariano e Brunori. Anche a Brescia oltre 1000 tifosi rosanero al seguito. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.